In cielo si è verificato uno straordinario miracolo eucaristico. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un fenomeno straordinario che non so se sia stato visibile solo in Italia o anche in altre nazioni europee. Che cosa è successo? È successo che il famoso giornalista Paolo Brosio il 18 aprile del 2020 si stava recando verso Luna da casa sua al centro di Forte dei Marmi per fare delle commissioni. A un certo punto egli aveva l'abitudine di passeggiare davanti alle cabine che si trovano sulla spiaggia per arrivare nel centro di Forte dei Marmi a fare quello insomma, che lui deve fare e mentre camminava, come era sua consuetudine, recitava il Santo Rosario. A un certo punto, mentre egli recitava il credo, egli ha sentito improvvisamente il desiderio di elevare lo sguardo verso il cielo e stranamente il sole non gli ha dato fastidio, come se si fosse trovato a Medjugorje durante l'apparizione. Egli si è reso conto che poteva guardare il sole senza che gli occhi bruciassero e con suo grande stupore ha visto in cielo uno stensorio naturale al centro del quale brillava il sole senza dare fastidio a chi lo guardava. A un certo punto si è reso conto che il centro del sole era coperto da un disco bianco grandissimo che roteava vorticosamente e rilasciava nel cielo i colori dell'iride come se fosse un caleidoscopio. E dunque Paolo Brosio ha chiesto ad alcune persone se anche se stavano vedendo lo stesso fenomeno e praticamente queste persone hanno confermato. Il fenomeno ha continuato incessantemente e sicuramente si è trattato come di una volontà di Dio di darci questo segno per permetterci di stare insieme a Lui a compiere una grandissima adorazione eucaristica collettiva. E il sole potrebbe rappresentare l'amore infinito di Dio che ci perdona e ci dà la possibilità di stare vicino a Gesù, anche e soprattutto in quei giorni, lo ricordiamo, stiamo parlando dell'aprile del 2020, dove era preclusa la possibilità di partecipare all'Eucaristia e di ricevere il corpo di Cristo. In quei giorni si stava compiendo la novena alla Divina Misericordia, che si sarebbe conclusa chiaramente l'indomani, domenica 19 aprile 2020, il giorno in cui cadeva proprio la festa della Divina Misericordia in tutto il mondo. Quindi Paolo Brosio ha interpretato questo segno come una volontà di Dio di preannunciarci la sua grande misericordia per l'umanità che avrebbe sicuramente fatto in modo che il periodo sventurato che in quei mesi si stava vivendo non solo in Italia ma anche tutto il mondo, in virtù della misericordia di Dio, sarebbe presto finito. E in questo segno c'è sicuramente un richiamo da parte di Dio verso l'umanità a continuare a pregare, a recitare la coroncina alla Divina Misericordia e appunto sperando insomma che il nostro Signore ci conceda, soprattutto per intercessione di suo Figlio, attraverso la recita del Santo Rosario durante l'adorazione eucaristica, la misericordia per tutta l'umanità che mai come in questo momento veramente dimostra di averne bisogno. A presto carissimi, vi lascio al video che documenta questo straordinario fenomeno.
santa giornata e buona e santa preghiera.